Il Presidente ha detto che su un nome possiamo chiedere direttamente a lei, ovvero Pjanic. Cioè, potete chiedere a me se prendere Pjanic oppure no? Mire Pjanic? È uno di quelli che non importa aspettare che maturino, lui è già quello lì, è già quel calciatore di cui si parlava. La vedo dura che, visto tutti i discorsi che sta facendo da più parti, lui lo Sarà stata sente, un'incomprensione, lui lo secondo sente me, dalla no? mattina alla sera, c'è a contatto con il presidente, Con per cui Pjanic? vedi, Ah, no. vedi come è divertito da questa eventualità, per cui lascerei come risposta questa qui. Ecco, il calciatore è fenomenale perché sa giocare corto, sa giocare lungo, è uno che ti mette la palla dritto per dritta a 40 metri con i giri contati, batte le punizioni e anche a quello bisogna starci attenti, chi batte punizioni e calci d'angolo, perché dentro una rosa ci vogliono questi qui, perché tu puoi preparare tutti gli schemi che ti pare, ma se non c'hai chi lo batte bene è inutile che tu ti danni per trovare la soluzione, ecco. E lui è un calciatore di livello, ma noi lì abbiamo, in quel ruolo lì abbiamo uno che possiamo dormire sonni tranquilli, perché Lobotka è un po' quel calciatore lì. Poi vede meno lungo Lobo, ha meno gittata, però sotto l'aspetto della gestione della palla nel ruolo è impressionante, perché da lì partono molte cose. Se riescono ad offuscarti quella posizione lì è chiaro che la squadra ne risente tutta, ma lui ha le soluzioni per uscire da qualsiasi aggressione degli avversari. Come? Merito suo, sì, di Lobotka. Suo. Allora, Radio Punto Nuovo.